Raid notturni ad Adria e Rosolina Mare per far scoppiare bombe, col passamontagna calato sul viso e girando con le targhe delle auto coperte per non essere identificati. Blitz compiuti, come scrive la procura di Rovigo, con indole violenta, xenofoba e intenzioni di spedizioni punitive e modalità di commissione dei fatti particolarmente accorte. Dall'altro ieri 3 giovani del Delta del Po tra i 21 e i 23 anni sono agli arresti domiciliari per aver fatto esplodere una bomba in una frazione di Adria lo scorso 31 marzo e per aver lanciato materiale esplodente il 29 luglio in prossimità degli appartamenti del villaggio vacanze Tizè di Rosolina Mare, causando 3 esplosioni. Le accuse sono di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo e tentato omicidio plurimo con dolo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 26 ottobre 2023. La prima notizia del giorno riguarda le bande dell'odio, come scrive il Corriere del Veneto a pagina 4. Bombe esplose contro i migranti potevano uccidere dei bambini. 3 giovani arrestati nel Rodigino, accusa di tentato omicidio. Tra gli indagati ci sarebbe anche un carabiniere. Vediamo subito la sintesi dell'inchiesta. Sono stati arrestati 3 giovani polesani, tutti ventenni. Nei guai sono altri 3, c'è anche tra gli indagati un carabiniere per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, una donna anche accusata di favoreggiamento perché amica di uno dei 3 arrestati e un'altra persona residente invece a Chioggia. Sono stati accusati i 3 indagati di 2 attentati compiuti in 3 mesi. L'accusa è quella infatti di aver fatto esplodere una bomba in una frazione di Adria nel marzo scorso e di aver lanciato esplosivi a luglio vicino al villaggio Tizè di Rosolina. Leggiamo le dichiarazioni della procura. Nell'articolo di Antonio Andreotti e Tommaso Moretto, dalle indagini emerge l'indole violenta e xenofoba, l'intenzione di spedizioni punitive, oscuravano le targhe, usavano passamontagna ed evitavano le vie coperte da telecamere. L'avvocato dice: appare ormai certo che non vi sia alcuna matrice politica in queste azioni. D'altra parte, naturalmente, l'avvocato difensore. C'è il commento anche dell'ex sindaco che dice: troppi episodi strani in quei comuni, deflagrazioni, danneggiamenti, clima teso, barbierato. Parla di un ipotetico disegno destabilizzatore. Il sospetto è questo: durante la campagna elettorale accaddero episodi inquietanti a Cavanella di Po. Insomma, una serie di episodi, una vicenda davvero preoccupante questa in Polesine. C'è il racconto anche di 2 proprietari del villaggio che raccontano il boato, il fumo, la paura. Questo borgo è difficile, non pensavamo al razzismo. Cavanella Po, il racconto di 2 proprietari, quella sera un incubo. E poi parla anche uno degli stranieri: agivano contro gli stranieri, questo mi fa male, sto qui perché lavoro onestamente. Stefania Cavalieri, 58 anni, infermiera, è la proprietaria di uno dei 2 appartamenti colpiti dalla bomba carta lanciata contro lo stabile. La palazzina in parte occupata dai profughi, ospiti della cooperativa che gestisce l'accoglienza a Borgo Fiorito nella frazione adriese di Cavanella Po. Dice: questo luogo immerso nella natura era di una tranquillità assoluta, ora è diventato un ghetto. Insomma, una storia di xenofobia, razzismo e bombe carta nella provincia di Rovigo in Polesine. Le bande dell'odio, appunto, la prima notizia di oggi, ma proseguiamo la rassegna stampa con un'altra notizia dalle pagine del Corriere del Veneto che riguarda il consumo di suolo, la difesa del territorio, una difesa evidentemente non abbastanza efficace, perché leggiamo il titolo: strade e campi fotovoltaici, il Veneto si divora altri 700 ettari. Consumo del suolo, fari di Ispra puntati sulla pedemontana, i record negativi di Venezia e del Padovano. Il Veneto è ancora una volta la seconda regione in Italia per consumo totale di suolo e incremento annuale. Il suolo consumato in Veneto sfiora la quota del 12%, precisamente siamo arrivati all'11,88%.
Il suolo consumato pro capite è pari a 449 ettari, l'incremento, come abbiamo visto, è di 739 ettari per il 2022. La superficie totale consumata è di 217.825 ettari complessivamente in Veneto. Il comune con la più alta percentuale di consumo di suolo è Padova con il 49,8%, l'incremento maggiore si registra a Venezia con 37 ettari in più consumati e sempre Venezia è il comune con la maggiore superficie complessivamente cementificata in valore assoluto 7.130 ettari. Il Corriere del Veneto ha raccolto i commenti di due esponenti del centrodestra, Cristiano Corazzari, assessore regionale al territorio, che dice le opere pubbliche non andrebbero calcolate nel computo del consumo di suolo, vengono cantierate per il bene della comunità, insomma una difesa d'ufficio quella dell'assessore al territorio. Mario Conte invece, l'altro esponente del centrodestra sentito dal Corriere del Veneto, sindaco leghista di Treviso, dice ai sindaci mancano gli strumenti, a volte ereditiamo concessioni di 30 anni prima, quindi anche Conte in qualche modo cerca delle scuse per rimpallare la responsabilità. Sta di fatto che il suolo continua ad essere consumato nonostante una legge regionale approvata qualche anno fa dalla maggioranza di Luca Zaia, una legge che lo stesso presidente della regione aveva sbandierato come legge consumo di suolo zero. Siamo ben lontani da questo traguardo, da questo obiettivo. Proseguiamo però la rassegna stampa di oggi con altre notizie. Ci spostiamo sulle pagine del Gazzettino. Fine vita, appello di Geller ai vescovi, chiede di ascoltare i malati. Il Vicentino si rivolge alle 15 diocesi del Triveneto, vi invito a casa mia e parliamo insieme. D'Angelo, esponente dell'associazione, anzi del comitato Liberi Subito, che promuove la proposta di legge di iniziativa popolare per regolamentare le procedure d'accesso al suicidio medicalmente assistito, commenta: sono in corso pressioni volgari sui consiglieri favorevoli. Pronta la replica di Valdegamberi, un consigliere regionale tra i più contrari al progetto di legge sul fine vita, che dichiara: rigetto e ricatti da parte degli amici di Cappato, chiedo che sia sentito chi è contrario a questa proposta di legge. Appunto, vedremo come proseguirà questa vicenda. Naturalmente le dichiarazioni, l'appello di Geller arriva dopo la presa di posizione dei vescovi del Triveneto, che si sono espressi negativamente, si sono espressi in modo contrario a qualsiasi proposta di legge sul tema del fine vita, in particolare a quella promossa dall'associazione Luca Coscioni, dalla campagna Liberi Subito, quindi la proposta di legge di iniziativa popolare presentata in tutte le regioni italiane per regolare finalmente le procedure del suicidio medicalmente assistito. I vescovi dicono di no, la vita non è nelle mani e non è a disposizione naturalmente dell'uomo, non può essere approvata alcuna legge che in qualche modo permetta di accorciare la vita, appunto, nemmeno di chi lo desidera. Voltiamo pagina, ancora qualche notizia flash adesso dai quotidiani del gruppo Gedi. Negli ospedali presenza fissa di personale non obiettore, è una proposta di legge, anche questa depositata in Consiglio regionale, questa volta dal Movimento 5 Stelle, un progetto di legge per obbligare le ULS a garantire la presenza di personale sanitario non obiettore di coscienza nei servizi dove viene praticata l'interruzione volontaria di gravidanza. La depositerà Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi. Il testo va nella stessa direzione di quanto avevo già proposto in quinta commissione, dichiara l'esponente pentastellata. Le strutture sanitarie devono sempre garantire la possibilità di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza e i dirigenti della sanità veneta devono essere valutati in rapporto al raggiungimento di questo obiettivo.
ho ottenuto l'inserimento di questo parametro nelle pagelle dei direttori generali delle ULSS, propongo che gli venga attribuito il massimo peso in termini di punteggio, spiega la consigliera regionale. E ancora, il progetto di legge annunciato ieri prevede che in ogni momento nei servizi ostetrico-ginecologici delle strutture sanitarie pubbliche convenzionate debba trovarsi in servizio una quota di sanitari non obiettori sufficiente ad assicurare l'espletamento delle procedure dell'interruzione volontaria di gravidanza per l'intera durata di ogni turno. L'obiezione di coscienza è prevista dalla legge, riguarda la sfera delle convinzioni morali di ciascun professionista, spiega Baldin, e non è assolutamente in discussione. La legge 194 del 1978 però tutela il diritto della donna all'interruzione volontaria di gravidanza, assegnando alle regioni il compito di garantire che la procedura sia effettuata nelle strutture pubbliche. Ma questa è una condizione che non sempre si realizza. In Veneto la percentuale di obiettori supera il 70%, molto più della media nazionale, che è il 63,4% per i ginecologi, il 40,5% degli anestesisti e il 32,8% del personale non medico. Questo significa che in Veneto, in alcuni reparti ostetrico-ginecologici, l'interruzione volontaria di gravidanza non è sempre garantita perché manca il personale non obiettore. E allora vedremo se questa nuova legge sarà approvata dal Consiglio regionale del Veneto e se sarà efficace, riuscirà in qualche modo a tutelare questo diritto previsto dalla legge dal 1978, appunto dall'approvazione della 194, un diritto delle donne che però viene costantemente e continuamente calpestato. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime notizie flash. La prima: tagli ai comuni, servizi a rischio per i cittadini, la legge di bilancio preoccupa l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Interviene anche Brugnaro, sindaco di Venezia, che non usa mezzi termini, definisce sbagliata una spending review che però, va ricordato, è approvata da un governo di cui lui stesso fa parte come esponente di un movimento politico nazionale, Coraggio Italia, fondato dallo stesso sindaco di Venezia, che naturalmente sostiene il governo Meloni e fa parte appunto della maggioranza di governo. Nel frattempo la Regione Veneto dovrà rivedere i conti, 15-20 milioni di euro sono le finanze a cui dovrà rinunciare la Regione Veneto dopo i tagli decisi dal governo. 250 milioni di euro non saranno dati a comuni e province, insomma servizi veramente a rischio. Un'altra notizia flash dalle pagine di nuovo del Gazzettino: Polesine, sisma di 4.2, torna la paura del 2012 ma non ci sono danni. Terremoto avvertito anche a Padova, Venezia e Udine, epicentro a Ceneselli, seconda scossa più lieve, addetti comunali evacuati. Il geologo di Toro dice: campanello d'allarme da cogliere come invito a costruire e utilizzare le giuste precauzioni. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda la strage di Mestre. La perizia punta sul buco nel guardrail, leggiamo sul Gazzettino. Primo giorno di rilievi sul cavalcavia dal quale è precipitato il bus il 3 ottobre. Il varco avrebbe avuto un ruolo decisivo nel mancato contenimento della sbandata. Il super tecnico incaricato dalla procura ha preso in esame anche la ruota anteriore destra del pullman, ma leggiamo le prime righe dell'articolo di Nicola Muraro prima di salutarci. E allora vediamo l'impressione: ma la superperizia sul cavalcavia superiore di Marghera è solo all'inizio, è che un ruolo decisivo nella tragedia del bus precipitato il 3 ottobre causando 21 morti l'abbia giocato il varco di sicurezza nel guardrail. Lì si è infilato il mezzo in servizio navetta da Venezia al U-Camping di Marghera per poi percorrere 5 metri sulla banchina dei sottoservizi, essere infilzato sul davanti dalla ripresa del guardrail e impennarsi con il retrotreno una volta che il cordolo ha ceduto.
È stato a quel punto che il guardrail infilzato avrebbe fatto da leva, alzando il mezzo, che a sua volta quel pezzo di barriera se lo è trascinato nel volo. Un ruolo fondamentale quindi quello del varco di sicurezza, anche perché 50 metri più indietro, dove il pullman ha sbattuto per la prima volta con la parte anteriore della fiancata destra, il guardrail invece ha retto, incassando la botta, e ha retto anche il palo della luce in corrispondenza dell'impatto. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.